via per l'ultima serie per quanto riguarda l'800 metri maschile, con Alberto Gazzani, Francesco De Martino, Renato Gilda Riccardo, Tommaso Resta, Nicolò Piccini, Federico Forni, Giacomo Mangini, Andrea Lanzillotto, Emilio Mattia Rontalini, Mattia Maronio, Nicola Garatti e Achille Pietro Semoli, con Nicola Garatti, l'atleta bresciano dell'Atletica Valle Camonica, a cercare di tirare il gruppo con una proiezione finale di 1,57. Oggi questa giornata, la prima atto del Silver Meeting, una bellissima iniziativa del Comitato Tecnico Lombardo, ovvero la presenza di Emma Lucchina, da ex atleta, proverà, lei che ha partecipato diverse volte a un Silver Meeting in Lombardia, proverà a raccontare attraverso la sua pagina Instagram il salotto di 2000, la giornata, la serata di Lombardo, per intervistare alcuni dei protagonisti. Nel frattempo invitiamo le protagoniste dei 3000 al femminile, la prima serie, di giungere in zona Coro. Premiazione per quanto riguarda le prime tre atlete classificate senior al femminile, con la terza posizione conquistata col tempo di 2:07:36 da Martina Canazza, bracco atletica. Gentilmente Martina Canazza, gentilmente in zona premiazione, gentilmente per Martina Canazza. E ultime emozioni per quanto riguarda gli 800 metri al maschile, è l'ultima serie che andremo a vivere. E si sente vai Jack, forza, ed è Jack che va a conquistare la vittoria col tempo finale ufficioso 1:57.